Se è vero che ogni figlio ha il compito di rendere orgogliosi i genitori, Azzurra ce l'hai fatta. C'è tutto il dolore di una famiglia e di quanti conoscevano e amavano Azzurra Breda nell'annuncio pubblico della sua morte e della celebrazione del suo funerale che avverrà domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant'Angelo di Piove di Sacco. La sua giovanissima vita si è spezzata a 12 anni nell'ultimo giorno dell'anno, portata via dall'influenza. Sulla sua morte la procura di Padova ha aperto un fascicolo. 3 le dottoresse iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di cooperazione in omicidio colposo, la pediatra di famiglia, una specializzanda e un medico strutturato dell'azienda ospedaliera di Padova. Per 2 volte la famiglia aveva chiesto aiuto alla pediatra, sentita solo al telefono, e poi al pronto soccorso pediatrico dove era stata visitata e rimandata a casa una prima volta per poi essere ricoverata il 30 dicembre. Dal reparto Azzurra è arrivata nella terapia intensiva pediatrica dove è morta la mattina del 31 dicembre. Sulla scomparsa di Azzurra Breda i genitori, che hanno presentato una denuncia ai carabinieri, chiedono alla giustizia di fare piena luce.